Allarme criminalità a Vicenza. È l'ennesimo episodio che si consuma in centro storico. Uno lo ha afferrato da dietro bloccandogli le braccia, mentre l'altro gli ha sferrato un pugno in faccia colpendolo con degli schiaffi in testa. Una volta immobilizzato gli hanno portato via lo smartphone e le tessere bancomat. Tutto è successo in una manciata di minuti. I fatti, secondo il racconto fornito dalla vittima agli agenti della polizia, avrebbero avuto inizio stanotte intorno alle 2:30 quando stava percorrendo Corso Palladio per rincasare. Durante il tragitto, tre soggetti che lo guardavano insistentemente spaventandolo al punto da fargli imboccare contrariale. Gli sarebbero poi andati incontro chiedendogli soldi e sigarette. Alla risposta negativa è scattata l'aggressione da parte dei due uomini che si sono poi allontanati verso Campomarzo. Qui sono intervenute due pattuglie della squadra volanti che, grazie alla descrizione fornita dal rapinato, che aveva riferito che i due fuggitivi erano accompagnati da una donna, hanno individuato il terzetto. Anche in questo caso, come in tutti i gravi episodi successi nel recente passato, le forze dell'ordine sono state in grado di dare una risposta immediata e di assicurare la giustizia ai responsabili. Ed anche in questo caso, come è avvenuto in passato, è stato grazie alla tempestiva chiamata al numero di emergenza 113 da parte della vittima che ci ha consentito di intervenire immediatamente sul posto e di fermare i due responsabili più la complice. I due sono stati fermati, con loro anche la donna che, malgrado risultasse estranea alla vicenda, è stata trovata con in mano un coltello, poi sequestrato. Arrestati i due rapinatori di 30 e 24 anni, entrambi di nazionalità nigeriana, pregiudicati e senza fissa dimora, e denunciata la donna per porto abusivo d'armi. Si tratta di un risultato operativo importante che ci ha consentito di, come si dice, di mettere in condizione di non nuocere due soggetti appunto che avevano già creato problemi di questo genere in passato. In parallelo all'iter giudiziario, il questore Sartori ha attivato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno e dell'ordine di allontanamento dall'Italia.